La Regione ha dato 7 milioni in più quest'anno grazie anche alle nostre battaglie, va benissimo ma non è sufficiente, dobbiamo lavorare ancora di più per cercare di aumentare quello che adesso è un fondo insufficiente a favore della salute mentale. 7 milioni di euro in più è un segnale positivo ma ancora insufficiente rispetto ai bisogni della sanità mentale in Veneto. Poco prima Anna Maria Bigona aveva partecipato assieme ad altri consiglieri di opposizione al presidio organizzato davanti a Palazzo Ferrofini da Coordinamento Veneto Sanità Pubblica, Associazione Italiana Tutela Mentale e Comitato a Sostegno della Salute Mentale. La Regione deve investire molto di più per quanto riguarda la salute mentale e soprattutto il ricovero in reparti per adulti dei ragazzini under 18 deve terminare. Questo non è più accettabile né possibile. Secondo le tre associazioni, il Veneto è la terzultima regione italiana di spesa pro capite per la salute mentale, cui è assegnato solo il 2,34% del fondo sanitario regionale, nonostante due deliberazioni di giunta regionale nel 2000 e nel 2010 prevedano il 5%. Per raggiungere questa percentuale occorrerebbero quasi 254 milioni di euro. Abbiamo chiesto l'applicazione delle schede regionali, quindi l'istituzione e l'attivazione di tutti i letti, posto letto nei servizi pubblici di neuropsichiatria infantile e questo è un primo dettaglio. L'altro è la presa in carico appunto dei primi esordi e quindi cercare di rimettere in società pienamente le persone senza fare in modo che la malattia si cronicizzi.